Circolazione ferroviaria sospesa dalle 11 alle 14 di oggi tra Siderno e Gioiosa Ionica, sulla linea Reggio Calabria-Roccella Ionica per un investimento mortale. A perdere la vita un anziano, Cosimo Ieraci, di 82 anni, che è stato travolto ed ucciso da un treno regionale nei pressi della stazione di Siderno. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni per l'ex consigliere regionale Vincenzo Sculco, accusato di concussione in relazione ad alcune vicende risalenti alla fine degli anni 90, quando era vicepresidente della provincia di Crotone. Massimo D'Alema ha tenuto stamani a Catanzaro una lezione agli studenti dei corsi universitari di diritto costituzionale su democrazia, responsabilità e sicurezza dello Stato. A margine della lezione, D'Alema, che è anche il presidente del Copasir, si è intrattenuto sulla questione libica. È iniziato ieri pomeriggio il Forum Elabora organizzato dall'amministrazione provinciale di Catanzaro con un convegno dal titolo Dalla scuola al lavoro, quali opportunità, quali competenze. Il forum è finalizzato a fornire informazioni e strumenti per orientare gli studenti nella scelta formativa. Tempo stabile e soleggiato, finalmente è arrivato un assaggio di primavera in Calabria. In particolare nella giornata di oggi a Crotone le temperature sono in leggero aumento e il sole ha avuto la meglio sulle nuvole.